È ormeggiato in riva a Corinto, al Lido di Venezia, e porta un nome che già di per sé è molto importante e ricco di storia, quello del capitano Marcantonio Bragadin, generale nato a Venezia nel 1500. Si tratta di un vaporetto foraneo, costruito a Venezia nel 1916, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, e utilizzato in linea dalle aziende di trasporti per collegare le fondamenta nuove a Murano e Burano. Ora l'architetto armatore Lorenzo Parretti lo sta trasformando in una sorta di viaggio nell'immaginario, visto che il vaporetto, salvato dalla rottamazione, non ha più il motore. Il Capitan Bragadin è un vaporetto foraneo restaurato in uno studio di architettura. E il progetto che sto curando a Venezia, nella laguna di Venezia, è quello di trasformarlo in uno spazio, in una sala polivalente, uno spazio di creazione per eventi di tutti i generi legati alla laguna di Venezia. Il progetto culturale ha partecipato ad un bando della Regione Veneto con i fondi europei. Allora, l'idea del progetto è nato qualche anno fa in Francia, dove ho abitato, ho studiato e ho avuto modo di apprezzare le ristrutturazioni di battelli, le péniches famose. Un'avventura che parte anche a Venezia. Quello che mi auguro è appunto che il battello, appunto, il Capitan Brigadini diventi un luogo di immaginario, un luogo di ricerca, di creazione